Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVS. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Vi vogliamo raccontare il Veneto reale, quello che fa di una ragione di vita molte volte l'associazionismo, il donarsi per gli altri, ma quello che crea tessuti sociali molto importanti come ammortizzatori in questi momenti di crisi. Siamo ad Altivole, tra poco ai nostri microfoni anche il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, su questi argomenti. A tra poco. Grande successo per le giornate dell'ambiente organizzate dal Parco Regionale Naturale del Fiume Sile e dalla Regione Veneto presso la Darsena di Porte Grandi. Un'occasione importante per scoprire da vicino il Sile e per conoscere meglio tutte le tradizioni, i prodotti tipici e la cultura del fiume. Una 3 giorni che si è tenuta in territorio veneziano, in comune di Quarto d'Altino. Il presidente del Parco del Sile, Alberto Magaton, parla dell'intenzione di coinvolgere maggiormente l'area del Basso Sile. Corre l'obbligo di dire che il Parco di Sile si estende su 11 comuni e 3 province, la provincia di Padova, la provincia di Treviso e la provincia di Venezia. Sono state fatte molte manifestazioni in provincia di Treviso, che è quella principale, e anche in provincia di Padova. Adesso iniziamo anche a potenziare le iniziative in quello della provincia di Venezia, e questo delle giornate dell'ambiente è solo l'inizio, verranno fatte anche altre iniziative sempre qua in provincia di Venezia. Grande protagonista la cultura. Il professore del Sile, Emanuele Bellò, in collaborazione con gli amici di San Martino, ha presentato la sua ultima fatica letteraria: Voci, colori, suoni e sapori del Sile. Un libro da non perdere. Il professore ci parla di alcune curiosità. Abbiamo scoperto che il fiume aveva alcuni mestieri che non c'erano in altri fiumi. Per esempio sul Sile c'era la comandaressa che comandava l'attiraglio dei burchi, o la catanegai caricata di recuperare i morti annegati nel Sile. In altri fiumi non si trovano queste figure. Cultura che fa rima con tradizioni che sempre più vengono riscoperte e apprezzate. Il presidente del Consiglio provinciale di Treviso, Fulvio Pettenà, ci parla proprio dell'impegno della provincia nel trasmettere la storia, le tradizioni e i costumi del Sile alle giovani generazioni. Come ente pubblico, al di là di questa settimana che rientra nelle settimane dell'ambiente, quindi della mobilità sostenibile, l'impegno è quello di cercare di far interessare, quindi coinvolgere attivamente e fattivamente quello che è il mondo della scuola, perché i giovani, quando hanno questa età, sicuramente portandoli in questi luoghi, in questi siti di cui l'ente parco, ma il Sile, il fiume stesso ne è ricco, sicuramente trasmettiamo a loro quello che è il valore, quello che è il rispetto per la natura e per l'ambiente che lo circonda. E come promesso allora decolla questa puntata di Cronache Trevigiane. Siamo ad Altivole presso gli impianti sportivi per raccontarvi un giorno di festa, un giorno esemplare per molti comuni della Marca trevigiana, dove il volontariato, l'associazionismo si trova insieme per festeggiare, per fare programmi futuri e per fare anche una rivisitazione delle attività in corso. Non potevamo non avere ai nostri microfoni Silvia Rizzotto, sindaco di Altivole. Allora, ho detto bene, un giorno di festa, sindaco? Sì, oggi è una giornata speciale per tutta la comunità di Altivole, e questo perché anche con soddisfazione presentiamo una struttura importante al servizio della pratica sportiva, che sono la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi e la sistemazione anche di tutto l'impianto di illuminazione dei campi. E poi una giornata delle associazioni per far vedere che Altivole è una comunità viva, attiva, impegnata e solidale, con tante persone che si impegnano in diversi ambiti, e la presenza importante anche delle scuole e di tutto l'istituto comprensivo. E poi vogliamo anche ricordare una persona che purtroppo non è più qui con noi, ma che tanto ha dato, tanta dedizione, tanto tempo, sottraendolo magari anche agli affetti più cari, per la pratica dello sport. Ecco, che è si Lino tratta Merlo. Lino Merlo, lavorava in comune, era segretario dell'Altivolese Calcio, no? Il cuore della società. È scomparso 2 anni fa, un anno fa, quest'oggi c'è il posizionamento di una targa nei nuovi spogliatoi. Sì, per ricordare questa figura di esempio, di impegno e di passione per lo sport. Vogliamo che questo resti per sempre anche in questi impianti, visto che è colui che sono fondate anche l'associazione altivolese, quindi apporremo questa targa. Io la ringrazio, sindaco, noi ci fermiamo qui
Andiamoci a vedere questo servizio di cronache trevigiane e poi continuiamo a scandagliare l'associazionismo di Altivole. A tra poco. Favole più buona tavola uguale Coco Fungo 2010. La 34esima edizione della celebre rassegna gastronomica ha come tema proprio le favole, un argomento che ben si sposa con le suggestioni dell'autunno trevigiano. Padrone di casa del primo appuntamento del Coco Fungo è uno dei massimi esponenti della cucina trevigiana. Ai nostri microfoni Celeste Tonon, che ci svela segreti della sua arte culinaria. Il segreto nostro è sempre stato, anche quando 10 anni fa c'era questa moda della grande cucina, di questa cucina lavorata, la piccola, tutte queste cose, noi non abbiamo mai seguito questa non vai così, abbiamo sempre mantenuto e adesso sono tornati tutti, anche i grandi ristoratori fanno la cucina tradizionale. E ora andiamo a fare un giro tra i fornelli dove troviamo Giuliano Tonon. La stagione è ottima perché in questo periodo funghi ne abbiamo di tutti i tipi, dagli ovoli, barboni, chiodini, porcini, finferle. Quindi avete messo in tavola il bosco di Biancaneve, potremmo dire così. Vediamo che ci sono tutti i personaggi, dai 7 cuochi che siamo noi tutti e tutti i funghi e l'ambiente ideale è il bosco Montello. A questo importante appuntamento non mancano certo i volti noti dello spettacolo e delle istituzioni. Sentiamo le loro impressioni. La cucina di Celeste siamo a livelli di eccellenza e a parte il mio parere personale che è senz'altro molto positivo, basta avere il riscontro dell'affluenza. Mi diceva Celeste che questa sera, cioè la serata l'ha dovuta dividere in 2 serate, considerata la grande affluenza e le grandi adesioni che ha avute. Io voglio fare i complimenti a quest'uomo che è meraviglioso, fa delle cose che noi quando l'abbiamo tenuto in Rai con noi, lui faceva diventare lo studio di Napoli, di Roma, come un set cinematografico, quindi bravissimo. La provincia di Treviso ha supportato il gruppo ristoratori della marca trevigiana nell'organizzazione dell'evento, una considerazione del presidente Leonardo Muraro. Nuove ricette, nuove proposte enogastronomiche che vanno nell'indirizzo della valorizzazione dei nostri prodotti, ma soprattutto in un contesto eccezionale, questo del Montello, a Volpago del Montello, dove la cucina si sposa quest'anno con l'arte, un'arte di nuovi artisti che nell'occasione di ogni serata proporranno le loro opere d'arte. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8 dipende, cassettine da 1 chilo, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia.